Eder. Mech. Pallister. Terzo round sugli indizi che hanno accompagnato il corpo di Liliana Resinovic. Alcuni reperti già passati in laboratorio tornano sotto la lente con metodiche più avanzate. L'obiettivo è spremere ogni residuo informativo da tracce deboli, miste o parziali e capire se su sacchi, cordino, bottiglietta trovata in borsa e sugli slip esistano segnali genetici utili a ricostruire contatti e dinamica. I periti nominati dalla GIP Flavia Mangiante, Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi stanno riesaminando tutto ciò che fu repertato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex OP a Trieste. Abiti, sacchi, cordino, borsa, occhiali, scarpe. In più, si riparte dai punti rimasti in ombra nella precedente stagione di accertamenti, quando il gabinetto interregionale della Polizia Scientifica aveva depositato una relazione con confronti genetici estesi non solo a Sebastiano Visintin, ma anche a Claudio Sterpin, Salvatore Nasti, Fulvio Covalero e Pier Giorgio Visintin. Esito negativo per tutti, talvolta su profili parziali o di scarsa utilità. Proprio sul cordino che stringeva i sacchi compariva una traccia mista esigua, nella quale nessuno dei 5 uomini poteva essere considerato co-contributore. Sugli abiti emerse anche un inciampo procedurale. Il giubbotto grigio fu toccato involontariamente da un operatore, lasciando un segno genetico di contaminazione. Circostanza annotata nei verbali. Il resto dell'abbigliamento restituì poco o nulla: maglia, calzini e scarpe senza profili utili. Sui jeans 2 formazioni pilifere e 3 profili misti a più contributori, buoni per raffronti ma non corrispondenti ai profili dei soggetti già comparati. La borsa a tracolla, gli occhiali, l'orologio e persino il pacchetto di fazzoletti non offrirono spunti sfruttabili. Sui sacchi neri, quello degli arti inferiori restituì un profilo misto con presenza del cromosoma Y, ma con marcatori parziali non idonei al confronto. Mentre sul sacco della parte superiore fu rilevato il DNA di Liliana, insieme a contatti con soggetti maschili non identificabili e comunque non riconducibili ai 5 profili testati. Oggi quel patrimonio di risultati e limiti è la base di ripartenza per un ulteriore passaggio tecnico. Questa volta con sequenziamento ultramassivo, NGS, pensato proprio per intercettare contributi minimi, scomposti o degradati e provare a rispondere alla domanda cruciale: se, oltre alla vittima, su quegli oggetti ci sia l'impronta genetica attribuibile a terze persone e se sì, con quale solidità statistica e in quali punti. Il calendario dell'incidente probatorio prevede attività scandite e videoregistrate, con repertazioni e raffronti che tengono insieme la scena del rinvenimento e gli effetti personali. In parallelo corre il capitolo dei dispositivi elettronici. Per il telefono che Sebastiano Visintin avrebbe regalato a una conoscente è stato conferito incarico a un consulente per verificare, tra le altre cose, se il device sia mai stato riportato alle condizioni di fabbrica e quando. Tassello separato, ma con potenziali ricadute sul quadro temporale e relazionale. In sintesi, non siamo davanti a un riesame fotocopia, bensì a un tentativo di superare i colli di bottiglia già emersi: profili parziali, tracce miste, contaminazioni accidentali. Se l'NGS riuscirà a scomporre meglio le miscele e a rafforzare o escludere contributi maschili oggi non attribuiti, potrà offrire risposte su provenienza e percorsi dei reperti. Se invece confermerà solo deboli segnali non attribuibili, resterà la fotografia di una scena povera di geneticità informativa nonostante i molteplici passaggi di indagine. In ogni caso, l'esito non dirà solo chi c'è e chi non c'è, ma anche quanto pesa statisticamente quella presenza. E su oggetti chiave come sacchi e cordino, questo può fare la differenza tra una pista che si rafforza e una suggestione che si spegne. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.